Lui dice di essere tanto vicino alle famiglie bisognose, che tutto va bene, che tutto è in regola. Se queste cose qua sono cose dovute eh, per sbaglio loro, non lo so, non lo so. Parlando ai nostri microfoni si era rivolto direttamente al presidente Zaia, Stefano Dambos Rosso, il cinquantenne di Susegana, malato di SLA, alle prese non solo con la sofferenza di ogni giorno, ma anche con costi ingenti e, come ha denunciato, pochi aiuti da regione e azienda sanitaria. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, si è già messo personalmente in contatto con lui. Resta da risolvere il problema dei rimborsi alle spese affrontate per adeguare auto e abitazione, che dovrebbero essere coperte per il 36% dalla regione stessa. Zaia non è insensibile all'appello, anzi. Io ho visto i filmati e cioè, uno non può che pensare col cuore davanti a quello che vede. Qui tutto quello che si può fare lo si fa, ma voglio anche dire, perché non sembri sempre la solita storia, si solleva un problema, fra l'altro un problema grave, e poi sempre l'amministratore di turno che dice risolveremo il problema. È un problema che hanno molti cittadini in Veneto, perché comunque la situazione non la conosciamo, quindi nell'alveo di quello che possiamo fare, faremo. Ma il governatore va anche oltre. Vorrei fare anche un altro appello, che voi proprio come televisione faceste un monitoraggio per capire quali sono le richieste, cosa abbiamo dato, cosa possiamo dare e come si chiude la partita, in modo tale che poi non ci siano i dubbi mai si saranno dimenticati. Fatene voi un consuntivo alla fine.